Un saluto cari amici del web da Sicilia Opera Academy. Ci troviamo in compagnia del tenore Giuseppe Di Stefano. Attenzione, non il tenore Giuseppe Di Stefano famoso nel passato, il grande tenore che noi tutti appassionati della lirica conosciamo, ma un tenore giovane, emergente, che farà molta strada, ve lo garantisco, che si chiama appunto Giuseppe Di Stefano. Ma non è la sola coincidenza che accomuna il nostro amico con il grande Di Stefano. Infatti, il qui presente è nato a Paternò, che è un paese proprio vicino a Motta Sant'Anastasia, il paese natale di Giuseppe Di Stefano. E poi, correggimi se sbaglio, Giuseppe, c'è anche un'altra cosa che vi accomuna, infatti il grande Giuseppe Di Stefano debuttò con la Traviata e tu stai per debuttare con la Traviata, ok? Nel ruolo di Alfredo. E a proposito di questo ruolo di Alfredo, dovete sapere, cari amici, che Giuseppe Di Stefano, il tenore qui presente, ha preso parte in passato a dei masterclass di Sicilia Opera Academy. Io in un'intervista che ho realizzato con il grande agente lirico Franco Silvestri, parlando così di lirica e di giovani talenti, si disse in quell'occasione che sarebbe stato bello se in occasione appunto di questi nostri masterclass fosse uscito fuori un cantante che avesse debuttato la Traviata e appunto il ruolo di Alfredo. E mi sa che ci siamo riusciti, è stato un buon auspicio, quindi maestro Silvestri ce l'abbiamo fatta. Allora, tornando adesso al nostro amico che ci è venuto a trovare oggi per delle registrazioni di arie d'opera, dovete sapere che Giuseppe Di Stefano è appena reduce da una grande e importantissima vittoria. Infatti si è appena da qualche mese a questa parte aggiudicato il premio Cesare Valletti al Festival di Spoleto. Giuseppe, in cosa consiste esattamente il premio Cesare Valletti? Allora, il premio Cesare Valletti è un premio che assegnano al tenore primo classificato al concorso. Cesare Valletti è stato un grandissimo tenore degli anni passati e la signora Valletti assegna il premio prima della stagione, prima che farò Traviata. Bene, diciamo che sei all'inizio di una brillante carriera perché a parte Traviata stai facendo tutta una serie di concerti che sono scaturiti appunto dalla vittoria del concorso di Spoleto. So che sei stato di recente anche all'estero, ci sono progetti importanti per il futuro, del quale però per scaramanzia non, non diciamo niente, non ne parliamo, però diciamo la tua presenza qui ci riempie di orgoglio perché sei stato uno dei nostri allievi e speriamo quindi che il tuo futuro sia costellato di grandi soddisfazioni professionali, che noi continuiamo a portarti fortuna così come abbiamo fatto in passato e speriamo di ospitarti nuovamente qui presso la nostra sede. È stato un piacere, grazie Giuseppe.